Eccoci in diretta, abbiamo parlato prima con il nostro Daniele Garbin delle aggressioni ai danni degli infermieri negli ospedali, aggressioni che interessano anche i medici, il personale che opera all'interno dei nosocomi, ma c'è un'altra categoria spesso vittima di aggressioni, di minacce, ed è quella degli autisti, dei mezzi di soccorso, ma spesso c'è meno attenzione verso questi episodi. Ne parliamo insieme al presidente dell'Associazione regionale di categoria di autisti soccorritori, Gabriele Zampieri. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito, saluto i telespettatori da casa. Io ho detto che spesso quelli che sono gli episodi che riguardano la vostra categoria passano un po' in secondo piano, ci sono meno riflettori puntati? Diciamo che allora gli eventi succedono a tutti i sanitari. Noi siamo una parte che a volte viene un po' dimenticata, ma perché si parla del medico e dell'infermiere, però noi tutti i giorni lavoriamo a stretto contatto con il medico e l'infermiere e facciamo parte dell'equipe sanitaria che viene a casa quando si fa il 118. Diciamo che noi siamo un'associazione rappresentante di categoria, COES Italia, che è su tutto il territorio nazionale, che dopo si estende con i loro COES regionali, quindi noi tutti i giorni sentiamo sulle chat del direttivo nazionale che ce ne sono parecchi di questi fatti che accadono. Questa cosa noi la denunciamo a grande voce perché è ora di dire stop. Le mani di soccorritori e di personale sanitario serve per aiutare, non per difendersi. Quindi denunciamo a grande voce a chi di dovere questa causa qui, anche perché da quello che dice la nostra regione dal 1° gennaio al 30 settembre sono quasi 7 casi al giorno che succedono. Noi abbiamo come dipendenti pubblici, chi lavora nel pubblico, ci sono degli siti dove si possono denunciare tutte queste aggressioni, sia fisiche sia che verbali, perché a volte fa clamore il caso della violenza fisica, però le violenze verbali sono all'ordine del giorno e ormai sono tantissime. Ci può Diciamo fare che qualche caso, chiaramente rispettando l'anonimato sia della vittima sia di chi si rende responsabile di questi episodi? Anche a lei è accaduto pochi giorni fa. Sì, io diciamo che allora la violenza sul caso del paziente psichiatrico o del paziente sotto sostanze stupefacenti o alcoliche, quelle le abbiamo sempre avute e quando ci arriva la chiamata dalla centrale operativa sappiamo già come gestirle. Il problema è quando andiamo a casa di una persona che ha un bisogno sanitario e che non darebbe minima idea di questa cosa. Le faccio un esempio che è successo tempo fa a Verona. Un equipaggio di un'ambulanza è andato a casa di una famiglia per una necessità sanitaria. Quando sono arrivati in casa sono stati sequestrati, in poche parole il familiare ha chiuso a chiave la porta e ha detto adesso finché qua non risolviamo il problema voi non uscite. Complimenti all'equipe che ha saputo come gestire al meglio la cosa e ne sono usciti illesi, però diciamo che questa cosa deve finire. Cioè noi non siamo angeli, non siamo eroi, non siamo niente, siamo solo professionisti come altri che tutti i giorni fanno il loro lavoro con cuore, con amore e dedizione, però siamo professionisti che lavorano per portare a casa la pagnotta, diciamo come si suol dire, per le nostre famiglie. Quindi non è giusto che rischiamo tutti i giorni queste aggressioni verbali e fisiche che stanno sempre aumentando di più. Ecco, fisiche, ma anche minacce con coltelli, con delle armi, cioè non sono episodi dello semplice, mi passi l'immagine, sfogo di chi è preoccupato per le condizioni di salute del proprio familiare, ma c'è molto di più, c'è una vera e propria violenza che si scatena.
Sì, diciamo che la cronaca, come ha dimostrato in questi giorni, c'è stato all'ospedale di Vicenza il signore che ha tolto l'estintore dalla parete e l'ha scagliato contro il personale. L'altra settimana, se non erro, c'è stato diciamo un agguato, perché è stato veramente un agguato ai colleghi del pronto soccorso di Cittadella, che sono stati feriti un autista, un infermiere, un medico e un carabiniere da un personaggio che brandiva in mano un coltello. Anche a me personalmente è successo di andare in un intervento e trovarmi con un soggetto che non aveva addirittura un coltello, ma ne aveva due. Quindi è un po' difficile, anche perché chi lavora nelle periferie, anche le forze dell'ordine, sono un po' sottostimate come numeri, quindi non è che quando l'ambulanza del 118 esce c'è subito disponibile una pattuglia di carabinieri o della polizia di Stato, cioè, quindi più delle volte ci troviamo del tempo da soli. Logicamente noi non siamo pubblica sicurezza, quindi possiamo tirarci indietro, però non è sempre facile e non è sempre così veloce l'intervento. Con che stato d'animo affrontate un'uscita per un'emergenza, per una chiamata di soccorso? Ma guardi, sinceramente io sono 20 anni che faccio questo per mangiare. Attualmente, a tutt'oggi, c'è sempre sempre un pensiero in più quando si fa un'uscita, perché non si è più, cioè non si è più, con tutto quello che si sente al giorno d'oggi, non si è più tranquilli, non c'è più questa tranquillità, c'è veramente questa un po' pressione di cosa andiamo, cosa troviamo. Questo pensiero c'è su tutti i colleghi che fanno questo lavoro e anche nel pronto soccorso, perché anche nel pronto soccorso la maggior parte di noi fa l'autista di ambulanza, quindi esce nel servizio di emergenza sanitaria, però quando siamo fermi prestiamo il pronto soccorso servizio, quindi anche lì è capitato in vari posti che entrano persone con armi bianche o con cattive intenzioni, cioè, quindi se noi dobbiamo sorvegliare, per dire, un suo caro che ha bisogno, le nostre mani servono lì per aiutare questo paziente, non dobbiamo tirare via le mani dal paziente per andare a fermarne un altro, anche perché giustamente dicono ok, tu non sei una forza dell'ordine, mettiti in sicurezza, però quando ci sono altre persone che non sono in grado di difendersi da sole, non possiamo girarci e dire no, ci allontaniamo, ci mettiamo in salvo. Che cosa è necessario mettere in campo per salvaguardare il vostro lavoro? Per salvaguardare il nostro lavoro bisogna incominciare veramente a pensare di fare un tavolo con chi di dovere. Noi come COES, conducenti emergenza sanitaria, siamo ben disposti a metterci in campo per aiutare chi di dovere a pensare e trovare delle soluzioni al più presto, perché realmente la cosa sta scappando di mano e purtroppo quando questa cosa diventerà una cosa giornaliera che diventa una routine, questo non va bene. Un'ultima domanda devo fargli alla luce dei fatti di cronaca della vicenda di Eleonora Acchinello, la 14enne investita da un'auto, oggi funerali. Sappiamo che c'è tutta un iter ora di indagini che hanno coinvolto anche la dottoressa che era sull'ambulanza intervenuta sul luogo dell'incidente, accusata di non aver prestato il giusto soccorso, e ora ci sono gli occhi puntati contro le cooperative. La dottoressa era infatti dipendente di una cooperativa esterna all'ULSS. Senza entrare chiaramente nel merito della vicenda di cronaca, perché ora ci sarà tutto l'iter giudiziario che dovrà appurare eventuali responsabilità, come vede queste polemiche che appunto stanno interessando le cooperative?
Guardi, come ha detto lei benissimo, io non posso e non mi sento in grado di dare una mia opinione proprio sul lato medico perché non ho una laurea in medicina e comunque adesso il caso è tutto al vaglio della magistratura che faranno le loro indagini e comunque io come sottoscritto non ero presente nell'evento per dire com'è andata realmente questa storia. Dico che ogni professione deve avere il proprio professionista, giustamente adesso trovare i medici è fatica, però ogni professionista deve essere al suo posto. In pronto soccorso o quando si esce in ambulanza in automedica deve esserci il medico di medicina d'urgenza in quel caso lì e quindi bisogna un attimo mettere mano a tutto il sistema. Cioè nelle ambulanze possono esserci dei medici che non hanno questa formazione dell'urgenza, ma hanno altre specializzazioni? Può essere così, io sinceramente non vado a leggere tutti, anche perché non posso leggere tutti i curriculum vitae di ogni medico, però sicuramente il medico di medicina d'urgenza non può coprire tutti i servizi perché al momento, come sa anche lei, come si dice, come denunciano altri enti, c'è questa carenza di medici. Assolutamente, assolutamente sì, e come diceva, abbiamo sentito anche nel servizio da parte dell'ULSS di Padova, per certi reparti c'è bisogno di queste figure, come lei ha detto giustamente. Grazie davvero per aver aperto questo spaccato, spesso lo ripetiamo anche noi stessi, parliamo delle violenze all'interno degli ospedali, ai danni e ne sono sempre più in aumento di infermieri, di medici, ma era giusto insomma dar voce anche a chi ogni giorno è sulle strade per soccorrerci e soccorrere chi ha bisogno ed è giusto intervenire per tutelare il vostro lavoro. Grazie davvero a Gabriele Zampieri, Presidente COES Veneto, a disposizione per dar voce alla vostra categoria molto importante per tutti noi. Grazie davvero Presidente, buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi. Grazie a lei e un buon weekend a tutti voi. Grazie davvero. Noi siamo in